Dopo il briefing dei vertici della regione al seminario di Agrigento, ecco come si procederà a consolidare la cattedrale e la collina sottostante. Dario Piparo. Entro un anno sicuramente si potrà cominciare a dire che si lavora, perché non perché io voglio... Entro un anno cominceranno i lavori, 30 milioni di euro per la messa in sicurezza della cattedrale di Agrigento e limitrofi. Così Rosario Crocetta e Mariella Lobello proprio in loco, in via Duomo, lo scorso sabato. Individuati i fondi, non resta che individuare la soluzione progettuale, che la Protezione Civile regionale ha individuato in una serie di micropali in cemento armato che formeranno una sorta di scacchiera, di basamento. Pali che saranno incavati nel sottosuolo per circa 30 metri al fine di rendere una stabilità definitiva, sempre secondo il team della Protezione Civile regionale. Il tutto assicurando la massima salvaguardia del Duomo con procedimenti poco invasivi e macchinari snelli. E se il consolidamento del sottosuolo rappresenta il cardine, gli interni non sono da meno. Non ultima la navata nord della cattedrale, caratterizzata da colonne pericolanti che secondo Maurizio Costa, ingegnere responsabile provinciale della Protezione Civile, andranno rinvigorite. Il tutto è frutto di una serie di studi con esami e specifiche apportate anche da un pool di professionisti dell'Ateneo di Palermo. Ma i dubbi sorgono quando ci si allontana dalla basilica, perché se fin lì gli studi sono stati effettuati analizzando con estrema meticolosità, lo stesso non si può dire del pendio attiguo, perché caratterizzato, secondo la Protezione Civile, da vegetazione e incurie che ostruiscono le operazioni di carotaggio e rilevamenti vari. Bisogna estirpare e poi trivellare, dicono. Insomma, il percorso è in fase di svolgimento, ma la strada, e non solo per ragioni geografiche, è in salita.